Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Porto Tolle, frazione Polesine Camerini. Là nello sfondo la centrale ex Enel. E da un'intervista che ci ha concesso il sindaco Pizzoli ci diceva appunto che entro fine anno cominceranno i lavori di demolizione e noi vogliamo farvi vedere com'è in questo momento questa centrale straordinaria, un po' monster, un po' archeologia industriale in questo momento, e quanto è malinconico vederla in questo stato, questa che è stata probabilmente il volano di una rinascita dell'economia polesana in particolare, ma in particolar modo di tutto il comune di Porto Tolle dopo l'alluvione del 66. Tra le altre cose vi consigliamo di vederlo fino alla fine perché ci sono delle immagini con un drone acrobatico dell'amico Zanellato che sono veramente straordinarie.